Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Un buongiorno a tutti amici delle stelle, ben ritrovati in un nuovo venerdì in compagnia dell'oroscopo di Radio.0. Iniziamo subito con le ultime novità, partiamo dall'Ariete. Forse l'oggetto appena acquistato aveva qualche difetto, oppure siete voi, avversati dalla luna in Capricorno, che non avete letto bene le istruzioni. Fareste meno fatica nel prendervi la responsabilità invece di lanciare il sasso e nascondere la mano. Toro, sarete dei veri maghi, grazie al trigono lunare con Urano e tirerete fuori 1000 idee dal vostro cilindro, stupendo innumerevoli ammiratori. Potete decisamente essere voi i protagonisti principali e riservare il ruolo di comparsa a qualcun altro. Gemelli, prima di cercare altrove qualcosa o di ricomprarlo credendo di averlo perduto, fareste meglio a controllare attentamente in casa. L'ordine mentale si riverserà anche nell'ordine materiale delle cose, non dimenticherete più nulla. Cancro, se avete agito senza discrezione abbagliati dall'opposizione della Luna con Mercurio, ora faticherete il doppio a rimangiarvi le parole. Serviranno molte scuse, molte sollecite rassicurazioni. La prossima volta meglio cucirvi la bocca. Leone, in questo periodo raggiungerete il top della forma per merito del sole nel vostro segno, occhio però, sia pregi che difetti saranno amplificati. Nobili pensieri vi guidano nel cammino, ma a volte preferite fare una deviazione verso il divertimento. Vergine, la pratica luna in Capricorno vi permetterà di essere ancora più precisi e di meritarvi anche una lode che desterà qualche invidia personale. Non preoccupatevi troppo per ciò che pensano gli altri, né per le dicerie o i pettegolezzi che udite. Bilancia, il sole splende ma un compito ingrato vi inchioda alla scrivania, allora datevi da fare con più lena per avere poi del tempo libero tutto per voi. Se nessuno sembra in grado di aiutarvi, seguite il vecchio adagio sempre attuale, chi fa da sé. Scorpione, l'entusiasmo potrebbe essere la chiave vincente. Se volete trovare un'occupazione, mostrate il vostro lato migliore, in molti ne saranno abbagliati. Riuscirete a fare la differenza se userete tutti i mezzi a vostra disposizione senza mai lamentarvi. Sagittario, meglio essere gratificati per ciò che fate anche se non guadagnate una fortuna. La felicità vale molto più di un lauto conto in banca. L'orizzonte vi sembrerà ancora più roseo se lo osservate con il vostro innato e contagioso ottimismo. Capricorno, sopperite alle ombrosità di Plutone con la vivacità di Urano e la fantasia di Nettuno e non ci sarà situazione in cui vi sentirete bloccati. A causa dell'opposizione di Mercurio non è facile oggi trovare le parole adatte per una dichiarazione. Acquario, se le idee sono un po' confuse anche il risultato finale non potrà che essere caotico, ma con un progetto preciso e ordinato farete un figurone. L'organizzazione mentale vi farà guadagnare tempo prezioso, non dovrete correggere eventuali errori. E chiudiamo infine con i pesci. Potrete prevedere in anticipo le mosse dei vostri avversari così da prenderli in contropiede grazie al sestile della Luna con il magico Nettuno. Alcune illusioni sono positive, in quanto vi fanno andare avanti laddove altri avrebbero già capitolato. Ed è tutto quindi anche per questo appuntamento del venerdì con le stelle di Radio.0. Grazie per essere stati ancora in nostra compagnia, vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0